Sandro De Bastiani, consigliere comunale di Vittorio Veneto. Allora cercherò di essere sintetico, tralascio tante cose sono già state dette e voglio soffermarmi su un punto per il quale secondo noi di Vittorio Veneto è un motivo importante per cui dobbiamo sostenere Laura Puppato. Laura Puppato è una candidata che chiunque potrà votare con entusiasmo senza doversi turare il naso. È una vecchia pratica quella di votare turandosi il naso. Quante volte lo abbiamo dovuto fare tutti quanti? Quante volte abbiamo votato contro i nostri avversari, con il rammarico di dare però il voto a un candidato che in realtà non ci piaceva. Questa volta invece abbiamo l'opportunità di votare per una persona di fiducia per la quale tutti noi, che siamo qui riuniti, abbiamo grande stima, ma che soprattutto ha saputo guadagnarsi la stima di tutti, compresa quella degli avversari politici che secondo me la temono più di qualsiasi altro candidato. È questa secondo me la vera questione. Non stiamo dicendo che altri candidati non siano all'altezza della situazione e non stiamo dicendo che Laura è l'unica candidata possibile. Diciamo però che in questo momento Laura è a nostro avviso la scelta migliore che si possa fare. Lo diciamo forte in modo determinato, certi delle nostre convinzioni, certi che Laura non è una candidata di bandiera, come qualcuno ha voluto dire, e lo dimostra il fatto che raccoglie il sostegno in modo trasversale. Dobbiamo tenere presente una cosa importante: stiamo affrontando una gara per la quale è già stato sparato il colpo di partenza. Il nostro avversario è già partito al galoppo, anzi possiamo dire che il nostro avversario sta galoppando da diversi anni per questa campagna. E sappiamo che Zaia è come la Coca-Cola, che investe più in pubblicità che in prodotto, no? Per noi invece lo sparo d'inizio si è aperto il box, ma nessuno è schizzato fuori. Siamo ancora dentro e stiamo ancora pensando chi di noi dovrà partire. Quindi per noi, io credo che Laura abbia un valore in più per il quale meriti di essere il candidato, e cioè ha la forza dell'inerzia prodotta dalla campagna elettorale delle recenti elezioni europee. In un certo senso Laura è già partita all'inseguimento dell'avversario della Lega Nord, dell'avversario Lega Nord. Sciogliamole le briglie e lasciamole andare. Per lei sarà sicuramente più facile incontrare i cittadini che già l'hanno conosciuta. Potremmo dire altre mille cose, ma non serve. Qui dentro non c'è nessuno da convincere, lo siamo già tutti quanti. Voglio dire a Laura che noi del Comitato di Sostegno di Vittorio Veneto lo siamo a tal punto che abbiamo già iniziato la pianificazione della sua campagna elettorale nel nostro comune. Siamo anche noi come puledri scalpitanti racchiusi in un recinto e diciamo a chi deve decidere: apriteci al più presto il cancello e lasciateci correre. In bocca al lupo.